La prevenzione soprattutto dai 40 anni, una prevenzione completa, quanto importante è? È molto importante ed è consigliata un po' da tutti i chirurghi senologi di effettuarla ogni anno con una mammografia, un'ecografia e una visita senologica. A Vice Sacilotto il tumore al seno lo ha combattuto e vinto e ha messo a disposizione delle donne la sua voglia di lottare fondando l'associazione Fiori di Cactus. Lei l'ha scoperto per caso. La prevenzione resta l'arma fondamentale, come stiamo raccontando da giorni attraverso le storie di donne, a partire dalla segnalazione di una nostra telespettatrice. Lo screening in Veneto parte per le donne dai 50 anni con una mammografia gratuita ogni 2 anni. Può essere anticipata ai 45. C'è una legge che prevede di essere inseriti nello screening dai 45 anni in su e gratuitamente. L'ideale sarebbe poter scendere a 40 anni perché la donna già rischia molto dopo i 40 anni. Il tumore al seno colpisce in italiano su 9 l'età più a rischio tra i 50 e i 69 anni, dicono le statistiche, ma i casi di donne più giovani sono in costante aumento. Si combatte la malattia, si combatte anche la paura e in realtà piccole come il Campo San Pierese lo si fa spesso anche attraverso la buona volontà di medici e operatori. Qui abbiamo ancora la fortuna di avere il chirurgo senologo che è disponibilissimo a vedere una donna anche in giornata.